Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ancora una bocciatura per il commissario Scura dal Tribunale amministrativo regionale che si è ancora una volta espresso in favore dei laboratori di analisi privati accreditati. Sanità Day a Locri, migliaia in piazza per chiedere una sanità migliore. Bando sui borghi calabresi, crescono le domande, prorogato il bando per i privati. Domenico Pappaterra riconfermato alla guida del Parco Nazionale del Pollino. Strade dissestate nel Regino, in programma interventi, ma i tempi non saranno brevi. Gli ospiti degli SPA raccontano la loro esperienza, evento che chiude gli appuntamenti culturali del Festival d'autunno. Primo successo stagionale del Cosenza nel campionato di Serie B, battuto il Foggia grazie alla doppietta di Tutino, la gioia di 6.000 tifosi per la vittoria dei rossoblù. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. La sanità in apertura con ancora una bocciatura per il commissario Massimo Scura dal Tribunale amministrativo regionale che ancora una volta si è espresso in favore dei laboratori di analisi privati accreditati. Budget per i privati senza pace. Il TAR sospende anche il nuovo decreto firmato dal commissario Massimo Scura. Gli atti impugnati riguardano i decreti 172 e 174 che sono quindi sospesi. Il problema è che Scura non aveva modificato i budget fissati, nonostante la bocciatura della magistratura amministrativa di precedenti decreti che fissavano i tetti di spesa. Adesso se ne riparlerà il 14 novembre prossimo. Al momento i laboratori di analisi private accreditati incassano un'altra vittoria, ma la vicenda è destinata a durare ancora del tempo, come spesso avviene in Calabria per quanto riguarda la sanità. Ci spostiamo adesso a Locri perché in migliaia in piazza per chiedere una sanità migliore. La storia è sempre la stessa. La Locride lamenta l'insufficiente offerta dei servizi sanitari. Non è la prima volta che sindaci e cittadini si ritrovano in piazza a protestare. Non è la prima volta che l'urlo della disperazione si leva alto. Ma la cosa triste è che ad oggi non è cambiato nulla. Eppure non sono mancate le promesse seguite ad ogni protesta. Niente, assolutamente niente. Eppure anche il commissario Scura recentemente ha partecipato ad un'assemblea pubblica promettendo che l'avrebbe preso di petto, come si dice, questa situazione. Risultato? Zero. Adesso quindi si torna in piazza a protestare, a rivendicare il diritto alla salute, che da queste parti è negato. Quanto tempo occorrerà ancora per le popolazioni che vivono in questo territorio? Avranno ciò che gli spetta? Bisogna intervenire subito, rispondere alle aspettative. Non si può far finta di nulla, e né tantomeno i cittadini sono disposti ad aspettare che si mettano d'accordo tutti coloro i quali hanno le leve del potere sanitario in mano. Qui, nell'ospedale di Locri, mancano medici, tecnici, infermieri. I locali sono fatiscenti e le risposte che questo nosocomio è in grado di fornire non sono sufficienti. E allora che si fa? Si aspetta ancora? E ancora una notizia con il presidente della regione Mario Oliverio che smentisce la notizia dell'esistenza di una lettera che lo stesso avrebbe inviato al direttore generale dell'ASP di Cosenza Raffaele Mauro, con la quale appunto chiedeva conto dell'operato del DG. Il presidente dunque riconferma piena fiducia in Mauro per il lavoro che sta svolgendo all'ASP Cosentina e allontana qualsivoglia dubbio in merito poi alla notizia circolata ieri negli ambienti giornalistici calabresi. Oliverio ha attribuito la paternità al genio Guastatori che opera in seno alla massima istituzione calabrese che ha concluso e sempre alla costante ricerca di elementi di turbativa.
E la Regione non esclude una proroga per il bando sui borghi rivolto proprio ai privati. Le domande sono in crescita, è un'occasione per rivitalizzare i piccoli centri e creare nuove opportunità di lavoro. Domande in crescita per i 2 bandi regionali per i borghi calabresi. Il primo è rivolto ai comuni, 100 milioni di euro. Il secondo, circa 37 milioni di euro, è ancora in corso ed è finalizzato a sostenere le imprese nei settori della ricettività extraalberghiera, della ristorazione di qualità e dei servizi turistici e culturali. E visto l'interesse che suscita il bando rivolto ai privati, Oliverio ha annunciato che si sta valutando la possibilità di una proroga. In Calabria c'è un immenso patrimonio da recuperare, piccoli borghi oggi semideserti che potrebbero tornare a vivere grazie a questa opportunità. L'agevolazione, ha ricordato Oliverio, può essere concessa al 100% delle spese ammissibili fino al limite di 70.000 euro, se però i progetti sono presentati da imprese a prevalente gestione e partecipazione di giovani fino a 29 anni. Si guarda dunque alle nuove forme di turismo, con la scoperta dei luoghi connessa alla ricettività diffusa. È uno dei tratti identitari della nostra terra, sono proprio questi, i piccoli centri. L'obiettivo è dunque valorizzare i borghi, rivitalizzarli e creare nuove opportunità di lavoro. E a proposito di centri che però andranno alle urne in questa tornata elettorale, sono 3 in Calabria i comuni sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, dove si tornerà proprio alle urne domani per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Al voto saranno chiamati i cittadini aventi diritto di Nicotera e Tropea in provincia di Vibo Valentia e Rizziconi in provincia di Reggio Calabria. A stabilire la tornata elettorale che mette fine al periodo di commissariamento degli enti è stato un decreto dell'8 agosto scorso firmato dal Ministero dell'Interno, dal Ministro Matteo Salvini. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 21 ottobre. Per nessuno dei 3 comuni interessati al turno elettorale straordinario è previsto il ballottaggio, essendo tutti gli enti locali interessati con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. E sono trascorsi 2 mesi dalla tragedia del Raganello che ha segnato il territorio del Pollino. L'ente parco conferma la fiducia al presidente Domenico Pappaterra, al quale ha affidato il difficile compito di superare questa difficile fase caratterizzata dal crollo delle presenze turistiche. È ancora troppo presto per non pensare alla tragedia del Raganello quando si parla del territorio del Parco del Pollino. La comunità, a 2 mesi di distanza dalla piena che ha causato 10 vittime, guarda con commozione a quanto è accaduto e si sforza di immaginare un futuro migliore. L'ente parco, intanto, si riorganizza ripartendo dai propri punti fermi con convinzione. Alla riunione, che ha confermato Domenico Pappaterra come presidente, hanno partecipato 56 rappresentanti degli enti. Il presidente Oliverio ha ribadito i concetti espressi all'indomani della tragedia. Purtroppo la tragedia del Raganello è stata una pagina drammatica di questo territorio, ma credo che non può essere quella tragedia, una pietra, come dire, sopra quelle che sono le potenzialità del parco. Mimmo Pappaterra nel corso di questi anni è stata una guida sicura del parco, è stata una guida che ha consentito di fare crescere il parco, di proporlo anche all'attenzione nazionale ed internazionale, attraverso iniziative che ha messo in campo e anche attraverso uno sforzo di cooperazione con le province, le regioni le due regioni, la Calabria e la Basilicata, che ha consentito di mettere in campo progetti importanti. Per Domenico Pappaterra sarà come ripartire da zero. Il crollo delle presenze turistiche a Civita impone di lavorare per ricostruire l'immagine del territorio. Servono regole e collaborazione tra gli enti per far sì che il nuovo percorso del Parco del Pollino proceda all'insegna della sicurezza e della perfetta organizzazione. Lavorare su alcuni progetti di rilancio e la proposta che ha fatto il Presidente della Regione Calabria di programmare un'altra riunione della comunità nel mese di novembre, proprio in questo caso per mettere a punto una serie di iniziative, soprattutto sul piano del rilancio turistico, a partire da Civita, che deve rinascere, deve ripartire quanto prima possibile, ma l'intero territorio del parco. Parliamo adesso di strade dissestate, ci spostiamo nel Reggino dove sono in programma degli interventi, ma i tempi sono molto lunghi.
Si sa che le arterie di comunicazione della provincia di Reggio Calabria, le cosiddette SP, non sono messe proprio bene. Soffrono di cattiva manutenzione, di carenza di controlli e di ripristino nei casi di dissesto. E il passaggio dalla provincia a città metropolitana non ha certamente aiutato a risolvere i problemi alla viabilità e i recenti nubifragi hanno creato ancora più disagio ad una situazione già compromessa. Per molte SP, strade provinciali, già danneggiate di suo, si è passati dal manto stradale a groviera alla vera e propria invasione di materiale delle corsie dopo le ultime piogge torrenziali, dai massi al terriccio ai tronchi. Ricordiamo le vie di comunicazione dell'entroterra della piana di Gioia Tauro tra Cosoleto, Sinopoli e Delianova, di cui abbiamo ampiamente trattato nei giorni scorsi, descrivendo una situazione drammatica. A tutte queste problematiche risponde l'assessore della città metropolitana di Reggio, con delega alla viabilità Demetrio Marino, che almeno a parole rassicura interventi immediati, anche per la famigerata SP32 che unisce Taurianova a Palmi, franata da 4 anni e rimasta in questo stato fino adesso. E sostanzialmente aspettiamo solo l'ok da parte degli uffici preposti al fine di proseguire e dare subito mandato ad attuare quelle che sono le azioni propedeutiche, quella dell'assegnazione del bando di gara, l'assegnazione poi l'aggiudicazione di chi avrà. Dobbiamo trovare nuove risorse e io credo che qui dovremmo fare un po' tutti quanti una strategia comune, parlo anche con i comuni, 97 comuni, ma soprattutto anche creare le condizioni attraverso la Regione Calabria di chiedere lo stato di calamità proprio in alcune zone che sono state colpite. Parliamo adesso del Vibonese con una notizia di cronaca. Volevano sostituire degli pneumatici dell'auto di famiglia e per farlo hanno rubato tutte e 4 le ruote ad un'altra vettura. Il proposito di 3 persone, padre e figli, però è stato vanificato dagli agenti della sezione volanti della questura di Vibo, che li hanno arrestati per furto aggravato e posti ai domiciliari. Nel corso proprio di un servizio di controllo del territorio gli agenti hanno notato un giovane che la loro vista ha fatto uno scatto per andare a nascondersi in una Fiat Punto in sosta con il motore acceso. I poliziotti hanno controllato i 3 occupati della vettura, a bordo della quale hanno trovato questi 4 pneumatici con i relativi cerchioni, appena asportati in un'altra vettura dello stesso tipo, oltre ad alcuni arnesi usati per smontare i componenti. 3 hanno quindi ammesso di aver agito per sostituire le gomme usurate della vettura di famiglia. Parliamo adesso di una raccolta fondi per debellare la polio nell'ambito del programma internazionale End Polio Now, l'iniziativa che prenderà il via il prossimo 23 ottobre presso le farmacie del territorio catanzarese. Oltre 1 milione di rotariani ha donato tempo e denaro per eradicare la polio. Ogni anno lavorano al fianco degli operatori sanitari per vaccinare i bambini nei paesi colpiti dalla malattia, collaborando con l'Unicef. È la possibilità concreta di cambiare il mondo ed essere sicuri che nessun bambino sarà più reso disabile dalla poliomelite. Ecco perché il Rotary Tre Colli, Rotary Catanzaro, Rotary Reventino e Rotary Cropani, nell'ambito del programma internazionale End Polio Now, ha presentato presso la provincia di Catanzaro un progetto di raccolta fondi che avverrà presso le farmacie dell'intero territorio il prossimo 23 ottobre. Manca poco così, questo è il motto della polio, del Rotary per la polio, perché praticamente molto si è fatto e il vaccino è stato veramente efficace in tutto il mondo, restano solo dei casi nelle zone di guerra e quindi quell'incubo di genitori che hanno avuto i figli ammalati e i danni irreparabili sui ragazzi, questo incubo lo stiamo sconfiggendo e noi siamo pronti con Federfarma ad essere presenti nelle farmacie di Catanzaro insieme ad altri club naturalmente per la raccolta fondi e quindi sarà tutto l'impegno dei nostri soci per raggiungere questo obiettivo. La giornata organizzata grazie alla collaborazione di Federfarma Catanzaro, i volontari informeranno i cittadini dell'importanza della vaccinazione nei paesi dove ancora questo male persiste e colpisce i bambini di età inferiore ai 5 anni. Bastano 60 centesimi di dollaro per comprare una dose di vaccino, quindi auspichiamo che i nostri clienti, utenti, pazienti lasciano un'offerta ai vari volontari che saranno in farmacia.
E restiamo a Catanzaro perché adesso, dove gli ospiti degli SPRAR raccontano la loro esperienza, un evento che chiude gli appuntamenti culturali nel Festival di Autunno. Vite da SPRAR ha concluso gli eventi culturali del Festival d'autunno a Catanzaro. I migranti hanno raccontato come si vive all'interno di queste strutture che rientrano nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ma anche i viaggi della speranza affrontati, la complessità burocratica, l'iter da seguire dal momento dello sbarco fino al riconoscimento dello status di rifugiato. Un incontro a più voci partito da un breve e inedito reportage negli SPRAR di Squillace, Gasperini e Girifalco, 3 dei 10 centri gestiti alla Fondazione Città Solidale diretta da padre Piero Puglisi, che è anche direttore dell'ufficio Migrantes della diocesi di Catanzaro. Sensibilizzare è importante perché si fa comprendere qual è il valore dell'accoglienza, si fa comprendere che accogliere gli immigrati è importante attraverso un processo di integrazione che arricchisce anche noi italiani, anche noi locali, e dunque la sensibilizzazione è una realtà alla quale dobbiamo dare il massimo impegno, massima priorità per favorire un processo culturale di integrazione e di intesa sempre più positivo. Accoglienza e integrazione dunque i temi quest'anno degli eventi culturali del Festival d'autunno. Era quasi doveroso dedicare appunto la sezione culturale di Festival d'autunno a questo importante tema. Abbiamo organizzato finora 2 appuntamenti, il primo appunto con Pediatri in Movimento, cioè l'accoglienza degli immigrati appena sbarcano sulle nostre coste. Il secondo appuntamento invece è stato un excursus attraverso le varie opportunità che lo Stato mette a disposizione degli immigrati per crearsi in Italia un percorso di vita tra virgolette normale. E questa volta affrontiamo invece il tema degli SPRAR, un acronimo che forse dice poco, e siamo qui stasera proprio per spiegare a tutti in realtà di cosa si tratta. Per paesi quasi disabitati è diventato un modo di tornare a nuova vita. Ora parliamo di sanità, in particolare di malattie reumatiche, perché oggi a Catanzaro, al Parco della Biodiversità, è stata in programma una manifestazione che ha previsto anche un momento di dibattito, ma anche la possibilità di effettuare delle visite mediche gratuite grazie all'unità territoriale Calabria del Corpo Militare Agismon. Promuovere la cultura della prevenzione sensibilizzando la conoscenza delle malattie reumatiche sia nel bambino che nell'adulto nell'ottica di una sanità che vuole andare incontro ai cittadini. Con questo scopo l'Associazione Calabrese Malati Reumatici Onlus ha promosso l'iniziativa Vivere con l'artrite nell'ambito del progetto di volontariato sostenuto da Fondazione Con il Sud e a cura di ANMAR. Trattandosi di una malattia cronica, quindi ci saranno i cardiologi, i reumatologi dell'adulto, perché è importante la collaborazione di fisiatri, fisioterapisti, psicologi, ortopedici per la gestione del paziente reumatologico che è un paziente cronico. È l'ultima tappa di un percorso che nel corso di tutto il 2018 ha toccato diverse località con l'obiettivo di dare supporto ai malati reumatici e difendere i diritti dei pazienti. I medici dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro offriranno il proprio contributo alla giornata per far comprendere a tutti cosa comporta sottovalutare la malattia. Il paziente reumatologico cronico ha un rischio cardiovascolare elevatissimo, pari quasi a quello del paziente diabetico, e tutti quanti è una nozione comune quanto sia importante la malattia diabetica come fattore di rischio cardiovascolare. In particolare nella nostra unità operativa forniamo supporto alla medicina interna nella valutazione dei pazienti reumatologici, sia per il rischio cardiovascolare globale sia per un'altra patologia importante quale l'ipertensione polmonare, che è una delle condizioni di rischio elevatissimo in queste situazioni. Una patologia subdola per cui spesso le diagnosi arrivano in ritardo. L'obiettivo deve essere quello di ridurre l'emigrazione sanitaria e consentire ai pazienti di curarsi nella loro terra.
Carmen Lamanna, che con la malattia ha imparato a conviverci, porta un messaggio di speranza e di coraggio per tutti i malati di artrite. Di lottare sempre, di non deprimersi mai, assolutissimamente, perché le vie e le strade ci sono. Quello che dobbiamo fare è impegnarci anche noi come pazienti a stare qui nella nostra città, ad avere le cure nella nostra città, perché non è giusto chi ha qualsiasi tipo di malattia ad andare fuori, giustamente ad affrontare spese sia economiche, ad abbandonare la famiglia. Io ho 3 figli, un marito, una mamma che non sta bene, e quindi io questo, il mio messaggio è questo a tutti i catanzaresi. A tutti gli ammalati di qualsiasi patologia, lottiamo per avere i nostri diritti nella nostra città. Parliamo adesso di calcio di Serie B con il primo successo stagionale del Cosenza proprio nel campionato cadetto, battuto il Foggia grazie alla doppietta di Tutino, la gioia di 6.000 tifosi rossoblù per la prima vittoria in campionato. 15 anni di attesa e 7 partite, quelle giocate finora, per conquistare un nuovo successo in Serie B. Il Cosenza sfata il tabù della cadetteria, rompe l'incantesimo che finora aveva tenuto i rossoblù ostaggio del proprio noviziato, smorzando gli entusiasmi e frenando la classifica. Una zavorra che i lupi si sono tolti di dosso nella partita più difficile tra quelle giocate finora al Marulla, contro il Foggia di Grassadonia. Gli 11 di Braglia hanno recitato alla perfezione il copione scritto dal tecnico toscano, limitando le trame dei pugliesi e costringendoli a ragionare il meno possibile. La grinta e la freschezza del Cosenza hanno messo in difficoltà i rossoneri, che a fatica hanno tenuto a bada gli avversari e sono riusciti a pungere soltanto in un'occasione con Galano fermato dal palo. Il predominio dei padroni di casa, spesso al tiro con poca precisione, si è concretizzato nell'azione imbastita da Maniero e Tutino, che ha portato al fallo da rigore commesso da Martinelli sul numero 25 Silano. Il difensore ha frenato così il guizzo dell'attaccante. Anche il penalty è stato realizzato in collaborazione tra i due dopo la respinta di Bizzarri sulla conclusione dal dischetto di Maniero. La novità della giornata rispetto alle altre uscite casalinghe è stata la capacità del Cosenza di limitare la sindrome nel secondo tempo. L'atteggiamento dei lupi è stato quasi sempre quello voluto dal tecnico. Il Foggia ha pressato sì, ma di fatto ha impegnato Saracco soltanto con un calcio di punizione battuto da Kragl. Poi finalmente al Marulla si è rivista la specialità della casa, le ripartenze veloci e questa volta concrete e spettacolari, come quella avviata da Corsi e conclusa con lo straordinario gol di Gennaro Tutino, oro di Napoli, ma nella cassaforte del Cosenza come i primi 3 punti della stagione. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e sono felice veramente per i ragazzi perché hanno dimostrato che dato che qualcuno ci diceva che non siamo una squadra da B, ma io penso che giustamente se invece di criticare come sempre ci vengano a dare una mano, a noi fa estremamente piacere perché noi veramente un pubblico anche come oggi, già il fatto che quando entriamo dentro il campo sentiamo quella canzone, perché a me quella canzone mi è rimasta dentro dall'anno scorso, dovrebbe essere da stimolo per tutti e quelli che sono presenti allo stadio e quelli che giocano, perché è una cosa che a noi ci ha dato una cosa importante. Ma sapevamo di trovare un Cosenza determinato, un Cosenza voglioso, un Cosenza aggressivo, sapevamo di trovarlo così in attesa che ci avrebbe aspettato per poi ripartire. E complimenti al Cosenza e noi dobbiamo lavorare, insomma ci aspettavamo certamente una partita diversa, volevamo una partita diversa e dobbiamo crescere, la risposta di questa partita è questa. È anche vero che abbiamo avuto la palla noi per passare in vantaggio col palo di Galano, ma abbiamo dato sempre la dimostrazione di arrivare sempre dopo. Ripeto, non ci ha sorpreso l'atteggiamento del Cosenza perché sono 2 settimane che ci ripetiamo che avremmo trovato questo tipo di partita, questa aggressività, questa determinazione da parte del Cosenza. Noi arrivavamo spesso in ritardo, eravamo lenti nel girare la palla. E
ripeto, è una sconfitta che ci deve far crescere, ci deve far analizzare la partita per com'è. In Serie B non ci sono partite scontate e quindi dobbiamo avere l'intelligenza, la maturità, l'equilibrio di accettare questa sconfitta e trarre le conclusioni che dobbiamo trarre. E torna alla vittoria sempre in Serie B anche il Crotone, che vince per 2-1 la sfida dello Scida contro il Padova. Spinelli sblocca il risultato per i pitagorici al 12° del primo tempo. Il Padova prova a reagire e trova il pareggio al 19° del secondo tempo con Bonazzoli. Poi il Crotone non ci sta e cerca di raddrizzare il risultato, diverse le occasioni sino al gol realizzato alla mezz'ora della ripresa con Firenze. Ora invece in Serie C con la Vibonese che vince e fa tris di successi di fila. È un gol di Bubas ad inizio ripresa a regalare il terzo successo di fila alla Vibonese, che si proietta nelle zone alte della classifica nel campionato di Serie C. Contro la Sicula Leonzio, nell'anticipo dell'8ª giornata, la squadra di Orlandi conferma l'ottimo momento di forma e poi, dopo un primo tempo equilibrato e senza troppi sussulti, nella ripresa al 15° Finizio vede Bubas in area ben appostato e i rossoblù vanno in vantaggio. Gli ospiti provano a raddrizzare la sfida, ma i calabresi sono attenti e motivati e alla fine portano a termine il risultato con un successo meritato che li proietta a 13 punti in classifica. Adesso vediamo le previsioni del tempo. La bassa pressione, responsabile del maltempo diffuso sulla Sicilia e di deboli disturbi instabili anche sulla nostra regione tra giovedì e venerdì, è ormai in colmamento. Il tempo sulla nostra regione quindi è in miglioramento, almeno per la giornata di sabato. Proprio dalla tarda serata di sabato però si innescherà una discesa di aria fredda a partire dal nord Europa, che poi tra domenica notte e lunedì raggiungerà anche la nostra regione, apportando un deciso calo delle temperature e venti intensi di tramontana. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani ecco i primi sintomi del peggioramento, che poi si concretizzerà in misura più intensa nella giornata di lunedì. Irregolarmente nuvoloso con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio e temporale, in particolare su Catanzarese, Vibonese e Reggino. Temperature che inizieranno la loro discesa. Diamo un'occhiata ora alle mappe di mari e venti. Domani Mar Tirreno poco mosso, Mar Ionio generalmente mosso, con tendenza d'aumento della nuvolosità dalla serata su Ionio Cosentino e Crotonese. Tutto questo a causa dei venti che dal pomeriggio sera tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali e a divenire moderati localmente forti. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon weekend, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.